Cari telespettatori, ben ritrovati con i nostri ospiti. Oggi naturalmente siamo con SPCGIL e parliamo di legalità. È molto importante questo, che non è un semplice concetto, una semplice parola. Dietro si sottendono dei principi cardine del nostro ordinamento, ma anche principi fondamentali di vita, venga diffuso e spiegato bene anche alle giovani generazioni, e chi meglio di chi ha esperienza maturata sul campo può farlo. Per parlarne abbiamo il piacere di riavere qui con noi in studio Massimo Cestaro, segretario dello SPCGIL del Veneto, che di esperienza ne ha abbastanza anche su questi argomenti, e Claudia Carlino, ben arrivata, che è segretaria dello SPCGIL nazionale. Grazie di esserci qui. Originaria da dove viene, anzi? Io sono dalla Calabria, altra regione, altre parti d'Italia. Esatto, e anche altre dinamiche, ed è interessante anche vedere come possono essere diffusi certi principi qui da noi e come possono essere anche diffusi e recepiti da altre parti, con difficoltà che ormai purtroppo con la globalizzazione sono uguali dappertutto, ai noi. E infatti, Massimo Cestaro, ai noi perché la legalità sottende tante cose che sono cambiate e che possono essere spaventose. Assolutamente sì, perché ora, a parte ovviamente termini generici, come si dice, è chiaro che le forme di illegalità sono per definizione stessa, dovrebbero essere bandite dalla nostra società, sì, anche per una questione etica, diciamo, ma il punto è che ormai le infiltrazioni mafiose entrano anche nel nostro sistema produttivo, nelle imprese, nelle aziende, e come spesso succede la moneta cattiva scaccia la moneta buona, e cioè tra le grandi difficoltà che hanno il nostro sistema produttivo si pensa ai costi energetici, le cose che sappiamo, insomma, che quello che sta, certo, purtroppo le problematiche che sta attraversando il mondo, con le ricadute che noi abbiamo, che insomma adesso non è qui il caso di parlarne, ma naturalmente i costi energetici, la crisi del petrolio, insomma determina una serie di difficoltà al nostro sistema produttivo. Se a questo si aggiunge che una parte di aziende possono essere, diciamo così, sotto l'occhio della criminalità organizzata, la cosa si complica ancora di più, perché rischiamo di avere forme di concorrenza sleale, eccetera, abbattimento di costi, forme illegittime. Tant'è che noi abbiamo una slide, se possiamo vederla, dove diciamo, i dati che indicano un aumento, diciamo, delle attività illegali e particolarmente mafiose sono dati tutti quanti in aumento. Questo, per capirci, origina anche su una crescita. Ecco, diciamoli, 55.824 reati spia tra il 2022 e 2023, più 68% rispetto all'annata 2018-2019. Dico più 68%, non è poca roba. 270 le interdittive antimafia 2022-2023, più 1185% rispetto al 2018-2019. L'altra parte, vediamo le segnalazioni sospette, più 29% rispetto al 2018-2019, e i reati ambientali sono 2.907, più 42%. Ma questi dati, perché voi poi siete anche bravi anche ad analizzarli, indicano una maggiore attività di controllo, di verifica, anche di sensibilizzazione, per cui emerge una segnalazione, e attività anche della magistratura di indagine, oppure proprio, lo sappiamo che ne abbiamo parlato anche più volte di questo tema, c'è questo radicamento che sta diventando più profondo, più penetrante e pervasivo nel nostro territorio? No, stavo dicendo esattamente questo, sono tutte e due le cose, cioè da un lato c'è un incremento di attività illegali e particolarmente, diciamo, legate alla criminalità organizzata. Al tempo stesso però è maturata nel corso degli anni, anche per una serie di azioni anche nostre, ma del mondo delle associazioni,
ovviamente anche non solo del mondo sindacale, ma anche del mondo imprenditoriale, perché insomma certo. È chiaro che diciamo, il tema della legalità non appartiene solamente a qualcuno, a qualche altro no, insomma c'è una serie di associazioni che, come dire, si sono mosse nel corso degli anni, soprattutto sul versante industriale. Sapere che sono pezzi di attività produttive in mano alla criminalità organizzata non è una cosa che fa l'interesse delle associazioni imprenditoriali. Detto questo, c'è una crescita anche delle attività ispettive, si è maturata anche nelle forze dell'ordine un'attenzione in questo senso. Qualche anno fa i reati spia non sapevamo neanche cosa fossero, insomma, no? Poi c'è stata una evoluzione anche nei sistemi di indagine per cui ti dice guarda che quel reato lì non è solo un semplice reato, ma è un reato che indica, che fa presupporre che lì ci sia un'attività illegittima legata alla criminalità organizzata. Quindi c'è una crescita, insomma. Ecco, questo però mi fa pensare una cosa, a proposito di quello che diceva lei anche dei reati spia, e stavo pensando a delle persone che sono state prese come teste di ponte oppure come solo persona così intestataria e anche erano anziani, molto anziani. Se non si conoscono questi elementi, tante volte si può incappare anche per necessità. Sto pensando a quella persona anziana che era stata presa come intestatario di un'azienda, dandogli un quid ridicolo di soldi, però guarda caso era una persona indigente. Però se tu sai che quando fai questo è molto rischioso, soprattutto dietro ci può essere tutta un'attività illecita, ci pensi due o tre volte. Per effetti, diciamo, cioè bisogna anche diffondere questo. Esatto, nel senso che, come dire, anche questi aspetti che abbiamo visto ora ovviamente sono il frutto del lavoro delle forze dell'ordine. Noi facciamo un altro mestiere, che è appunto quello di dire alle persone, esatto, di sensibilizzare diciamo, l'opinione pubblica per dire attenzione perché cioè non siamo in presenza di ladruncoli, siamo in presenza di professionisti. Adesso tra l'altro con l'intelligenza artificiale diciamo, i meccanismi di coinvolgimento inconsapevole di persone è amplissima, per cui il compito nostro è quello di fare iniziative come questa con voi, ma poi anche oggi pomeriggio una cosa, il 29 di maggio, venerdì, una iniziativa che facciamo alla Sala della Gran Guardia, dove presentiamo due libri, due lavori che mettiamo a disposizione di chiunque. Quindi lo diciamo proprio per ricordare, Sala della Gran Guardia è venerdì 29 maggio alle 17:30 a Padova, di sana e robusta costituzione, conoscere per resistere, con interventi molto importanti, significativi e di spicco, per cui un'occasione per fare delle riflessioni e sentire voci autorevoli. Certo, prego. Noi come sindacato di pensionati, ma assieme a Libera e anche a altre associazioni, organizziamo i campi della legalità durante il periodo estivo, anzi adesso li chiamiamo giustamente i campi antimafia, dove diciamo, si costruisce quel rapporto tra anziani e giovani che è una delle cose più belle di questi campi, ma anche quella è un'occasione per parlare con i ragazzi e consegnare loro un'esperienza nostra, insomma, no? Che per quanto riguarda il sindacato dei pensionati riguarda non solamente la condizione dei pensionati, ma riguarda anche le nostre storie, cioè i nostri volontari hanno tutti una vita di lavoro alle spalle, quindi rappresentare anche ai giovani cosa vuol dire il lavoro e cosa vuol dire il lavoro sicuro, cosa vuol dire un lavoro legale, cosa vuol dire legalità, e questi sono appuntamenti importanti. Adesso anche quest'estate in tutta Italia avremo i campi, sono oltre un centinaio in tutto il territorio nazionale, alcuni ne abbiamo anche in Veneto, ed è un'occasione nella quale la storia del sindacato che i nostri volontari rappresentano
la consegniamo ai giovani in modo tale che anche loro si facciano una idea di come gira il mondo, eccetera. Quindi, come spesso noi diciamo ai ragazzi, noi abbiamo l'esperienza e loro hanno il tempo, insomma, ecco, quindi noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza e loro hanno il tempo per ragionarci su. Quindi la nostra è un'azione, diciamo, a 360 gradi sul tema della legalità, che parte anche dal rapporto con le giovani generazioni, ma poi anche con le forze dell'ordine, con i magistrati. Appunto questa cosa che si fa a Padova, la presentazione di questo libro è curata dall'Associazione Nazionale Magistrati, quindi insomma sono, diciamo, in una fase che va avanti da tanti anni di coinvolgimento di vari soggetti, perché il tema della legalità è purtroppo un tema centrale che bisogna affrontare, insomma. Ecco, stavo pensando una cosa, perché proprio leggendo anche le notizie in questi giorni continue, in questo periodo, diciamo, di questioni di legalità e il coinvolgimento dei più giovani. Parliamo di baby gang, parliamo di gruppi anche di seconda generazione, che però, se vogliamo dire, sono italiani, dove la legalità non è così percepita in modo chiaro, e sono ormai tanti, sono tanti veramente, e sono gruppi organizzati, spaventano anche i giovani invece più tranquilli e normali, con tutte le conseguenze che ne derivano. Essere anche più penetranti e coinvolgere questi gruppi, lo chiedo adesso a lei come segretario del sindacato, e lo giro però anche alla dottoressa, perché è segretaria. Beh, diciamo, occorre fare, secondo me, perché sempre legalità una distinzione, sì, però quella di cui noi parliamo adesso è la criminalità organizzata, cioè, diciamo, quella criminalità che ha ramificazioni in tutto il mondo, insomma, ecco, nel senso, se noi guardiamo, diciamo, le vittime innocenti di mafia, negli ultimi anni sono meno, perché la mafia, la criminalità organizzata, usa molto meno la lupara e molto più la finanza. Ecco, però stiamo parlando di quelle dimensioni lì, che hanno dei livelli anche di affari miliardari internazionali. Recentemente abbiamo visto questo mafioso, tra l'altro morto, dove finalmente lo Stato è riuscito a entrare dentro alle sue proprietà, e stiamo parlando di cifre ingentissime. Le baby gang sono, diciamo, un'altra cosa, certo che anch'esse fanno parte del tema della legalità. Perché tutto a volte nasce da dal non prenderle seriamente in considerazione, perché poi adesso si capisce, si inizia a capire che hanno una struttura organizzativa, che hanno un codice di comportamento, hanno una ramificazione da una parte all'altra d'Italia, attraverso il web da una parte all'altra del mondo. Sì, per cui a volte sì. Anche magari la mafia è incominciata da piccole cose localizzate. Sì, ecco, però è sempre bene tenere chiara questa per sapere un parere. La criminalità organizzata, diciamo, ormai ha dimensioni. Diciamo, opera nella grande finanza, insomma, ecco, certo, non so come dirla. Queste baby gang sono lo specchio di una condizione sociale che andrebbe forse un po' più approfondita, perché adesso non è che voglio fare psicologia spicciola, ma insomma viene fuori che c'è un disagio in qualche modo, no? Cioè, poi chiaramente che queste forme vanno affrontate con le forze dell'ordine, insomma, poi ci sarà anche il disagio e cerchiamo di capire anche lì quali sono le risposte che può dare la società, perché quando tu non hai un fenomeno, ma hai una serie di fenomeni, hai una diffusione, e allora bisogna che la società si interroghi, certo anche le forze dell'ordine, però bisogna capire anche la struttura sociale, i comuni, come si muovono su questo versante, certo. le municipalità, quali sono i luoghi ricreativi, come lo Stato parla ai giovani, insomma, no? Quindi, diciamo, la cosa è un pochino complicata. La cultura della legalità è fondamentale per i giovani da oggi, che non hanno più confini. Tra l'altro, molto giusta questa cosa, però ecco, ripeto, teniamola distinta. Certo. Lì, diciamo,
lì c'è una cosa, qui ce n'è un'altra, insomma, ecco. Certo che fa tutto parte del mondo della legalità o della illegalità. Sì, no, infatti è sempre questione di legalità o meno. Torniamo su questi temi, così do anche la parola alla segretaria. Rifletteteci, se volete scriverci tranquillamente ci fa piacere, tra poco ci vediamo dopo la pubblicità. Allora, segretaria, la questione è comunque di carattere nazionale. Anche lei avrà parte in questo intervento che viene effettuato a Padova in occasione di questo incontro. Che cosa si sente di dire della legalità? Beh, per lo SPI la legalità è il sentimento della legalità e comunque anche trasferire quella che è una cultura, lottare per la giustizia, individuare e anche far conoscere e far capire qual è un impegno intanto della cittadinanza attiva rispetto alla parola che legalità, che non è solo rispetto delle norme, sicuramente lo è, ma è anche un sentimento molto più ampio e parte anche, come veniva detto, anche da quella che è la conoscenza di quello che sono diventate intanto le mafie, tutte le attività criminali che hanno comunque un'evoluzione sia in termini economici ma anche in termini anche di espansione geografica, diciamo così, perché sono dei fenomeni internazionali potenti e quindi capire anche come si evolve per poter avere gli strumenti per decifrarne, poter avere gli strumenti anche per combatterle. E contemporaneamente attraverso un duro lavoro anche di identità, di testimonianza e di memoria ci si confronta anche in un'ottica intergenerazionale su come affrontare questo problema e costruire un sentimento della legalità che faccia vivere tutti meglio, in un paese comunque in cui si sta meglio, liberi dalle mafie ma anche liberi da quelli che sono i momenti di corruzione, di illegalità, di ingiustizia. Ci sono un altro messaggio. E l'ignoranza è il vero veicolo dell'illegalità, infatti appunto bisogna fare una cultura per farsi comprendere quali sono gli elementi di rischio e di pericolo. Cambia la comprensione della legalità, la valenza dal territorio a territorio del nostro paese? Beh, sicuramente sì, le mafie che sono le mafie adesso più importanti in questo paese, l''ndrangheta, ma anche la nuova camorra organizzata, ma anche quello che sono altre mafie, adesso hanno una caratteristica dove sono nate, nei posti dove sono nati, che è ben diversa da dove si percepito anche diverso. Perché ci sono luoghi dove le mafie devono farsi riconoscere. Assumono un potere e quindi hanno bisogno del consenso e devono essere notate, e ci sono invece dei posti dove le mafie al nord, o le mafie del nord ormai, che hanno delle connotazioni completamente diverse, perché tendono invece a non riconoscersi, a essere molto più, magari si parla con persone laureate, persone che comunque non sono i mafiosi che girano come li immaginiamo appunto col berretto, con la pistola in mano, i mafiosi che invece riescono a raggiungere la parte economica di questo paese e anche di individuare quelli che sono anche contesti economici e entrare in quei contesti economici. Penso a tutto il meccanismo sugli appalti pubblici, per esempio, dove la magistratura ha riconosciuto che spesso le mafie entrano in quegli appalti e riescono anche a trarre dei grandi vantaggi economici e non solo, tendono invece a camuffarsi, a nascondersi tra le maglie appunto di una macchina burocratica più efficiente o magari di un sistema apparentemente tutto perfetto, e quindi anche lì diventa anche più difficile capire, coglierle, cercare di individuare dov'è quell'economia malata o quella parte appunto di illegalità che va anche a rinnovarsi, diventa economia legale, perché c'è una sorta di riciclaggio, i soldi vengono lavati come in una lavatrice e riemmessi nell'economia legale. Allora capire questi meccanismi, capire quello che succede significa avere la consapevolezza di quello che è questo sistema, forte sistema delle mafie, dell''ndrangheta, ma penso anche alla camorra, penso a tanti altri. La magistratura ci ha dato esempio di quello che succede, di come succede, e che investono e che quindi riescono anche lì magari a creare anche lavoro, per esempio.
Quando in alcuni ambienti le mafie creano lavoro, il lavoro è sempre parecchio di sfruttamento, perché i lavoratori devono sottostare a una condizione di ricatto continua. Il lavoro che viene fatto in un ambiente diverso, anche lì continua a essere il lavoro sfruttamento, perché il lavoratore è l'ultima parte di quel meccanismo e anche lì i lavoratori pagano un prezzo alto. Allora probabilmente anche lì, anche nel lavoro di sindacalista che facciamo, capire dove c'è qualcosa anche di non molto chiaro, di non molto legale, farlo emergere anche denunciandolo, ma anche trovando delle soluzioni, è sì il nostro lavoro di sindacalista, ma è anche un lavoro per migliorare il Paese, per costruire un Paese comunque che si basi sulla legalità e sulla giustizia sociale. E questo è quel percorso che noi per cui siamo partiti appunto dal dizionario, che parte proprio da quelle parole. Il sottotitolo è appunto conoscere per resistere. Certo, è arrivato un altro messaggio: spiegatemi come fate a raccontare la legalità alle baby gang che vivono solo di short video e video estremi da pubblicare sui social. Infatti è quello il discorso, ci dobbiamo provare. esistono. Poi sicuramente c'è anche un grande effetto di mitizzazione delle mafie in questo Paese. Lo si è avuto in un periodo anche con alcune... Cosa vuol dire? Spieghiamo cosa vuol dire mitizzazione. Ci sono stati dei momenti in cui anche alcune serie televisive e altri racconti su quello che poteva essere la bellezza delle mafie, che magari le giovani generazioni hanno colto, non avevano gli strumenti, la fascinazione, quindi anche l'imitazione di quello che era anche quel potere, quella possibilità di poter essere, anche avere un consenso nel gruppo, e quindi questa cosa si è trascinata, c'è un po' in questo Paese, la vediamo per esempio quando osserviamo quello che succede in alcuni social, alcuni profili di alcune persone, oppure nelle canzoni rap, in alcuni rapper particolari, cui anche la parola violenza, la parola arma viene usata anche con molta superficialità. Allora forse spiegare che dietro quelle parole, dietro quel significato, anche alle baby gang invece c'è un'altra cultura, c'è anche un rischio che non è, forse è un compito sì sicuramente difficile, sicuramente diventa complicato, ma dobbiamo farlo, quindi noi lo facciamo anche nelle scuole, perché oltre ai campi di legalità di cui parlava Massimo Cestaro, si fanno tanti e tanti progetti nelle scuole, anche qui nel Veneto, in cui questo dizionario diventa strumento per confrontarsi su questi temi. I ragazzi ci raccontano quello che pensano di questi temi. E cosa pensano? I ragazzi a volte meglio di noi capiscono alcuni fenomeni e fanno emergere, per esempio, io ricordo ultimamente sulla parola ergastolo, una importante discussione partì in una scuola in cui hanno argomentato il perché il carcere dovrebbe essere la possibilità di educare, di rieducare, così come dice peraltro la Costituzione, loro lo sapevano benissimo, e sull'ergastolo quello che invece è il carattere appunto anche di estremo rispetto ad alcune cose. Allora, oppure il processo Emilia, quello che è stato il processo Emilia, lo ricordo, è un grande processo di 'ndrangheta che c'è stato a Reggio Emilia, non è stato in Calabria, è stato a Reggio Emilia, perché lì si è capito, si è scoperto che l''ndrangheta era arrivata nell'economia dell'Emilia Romagna, aveva invaso l'economia dell'Emilia Romagna e la magistratura aveva comunque scoperchiato un sistema che era ormai molto, molto vicino a quello che è un sistema legale di quella. Ma lì l'avevano percepito anche i giovani, l'esistenza di questo sistema? No, i giovani conoscono tanto e hanno sicuramente l'occasione. Noi diamo la possibilità di partire dal libro, da questo dizionario, da alcune parole di questo dizionario, e le commentiamo insieme. Questo dizionario, questo libro, l'Antimafia parola per parola, nasce anche da un'analisi collettiva delle varie parole. Non è stato scritto da una persona esperta
che lo sta divulgando, ma parte da un'analisi, dalle assemblee fatte anche nelle scuole su alcune parole, le abbiamo anche lì scritto insieme, poi abbiamo chiesto a chi se ne occupa di aiutarci anche dal punto di vista legislativo. Devo dire una cosa, adesso che il libro è stato pubblicato e sta girando, i ragazzi ci stanno aiutando anche a farne una nuova edizione, perché stanno venendo fuori nuove parole, nuovi stimoli e anche con curiosità, anche tante cose nuove, tante domande rispetto a questo fenomeno. Devo fare un'osservazione a questo riguardo. No, ma... Dice bene il signor Cestaro, la mafia oggi ha il colletto bianco e spesso è difficile da riconoscere. Sì, no, ma solo una risposta a qualcuno dei vostri telespettatori, perché alcune cose sono giustissime. Io guardo la televisione, c'è qualche film dove esce la scritta e dice minori, visionabile da minori accompagnati, e spesso sono dei film, diciamo così, abbastanza innocenti, insomma, c'è niente di particolare, eppure c'è questa attenzione, il servizio pubblico, le grandi emittenti, eccetera. Bene, su internet c'è di tutto e di più. C'è di tutto e di più, le peggio nefandezze, le peggio schifezze, le peggio cose violente, una violenza inaudita la trovi lì. Mi chiedo, ma sarà mai possibile immaginare che ci sia un sistema di controllo anche delle informazioni che viaggiano via rete? Non penso sia una cosa complicatissima. E chiaramente, come sempre, bisogna contemperare la libertà di espressione con la sicurezza delle persone a cui quel messaggio è rivolto, perché lì si annida spesso un'idea di violenza come pratica normale da consumare per avere un ruolo nella società, nel quartiere, eccetera, eccetera. La seconda cosa che voglio dire è che giusto che l'informazione parli delle baby gang, come abbiamo fatto anche oggi, va anche detto che ci sono dei momenti straordinari, penso alla manifestazione organizzata da Libera ogni 21 marzo sulle vittime innocenti di mafia, dove ci sono decine, centinaia di migliaia di giovani che partecipano a quelle manifestazioni. Io l'altro giorno ero un po' per caso a Palermo, il 23 maggio, in occasione della ricorrenza della strage di Capaci, c'è una manifestazione straordinaria di giovani, cioè, come si dice, ci sono le baby gang ed è giusto, diciamo, guardare quell'aspetto lì per le cose che ci siamo detti, però insomma poi ci sono i giovani che partecipano ai nostri campi, ci sono straordinarie iniziative messe in campo dai giovani, adesso non per farla troppo larga, ma le manifestazioni straordinarie che sono state fatte per Gaza, eccetera, c'erano decine, centinaia di migliaia di ragazzi. Cioè, insomma, il fatto è che magari anche... che non ci sia uno scollamento, una cosa è l'idealità, è bello aderire a una certa manifestazione, a una certa idea, a un certo principio, cioè. Poi però quando arrivi alla concretezza dei fatti sei in grado di essere coerente, è per quello il discorso, perché tra la grande idealità tipica poi dei giovani, no? Le grandi ideologie giovanili, e poi concretamente fai qualcosa, questo è il mestiere nostro, questo è il mestiere nostro, perché dice, a questi ragazzi, noi, la mia generazione, cosa gli abbiamo offerto, cosa siamo in grado di offrire? Cosa ha lasciato? Capito? Quindi un po' di autocritica da parte nostra va anche fatta, cioè nel senso che questi ragazzi che prospettive hanno? Il lavoro non c'è, se c'è è precario, sono più di 100.000 giovani formati, laureati, che ogni anno lasciano l'Italia per andare all'estero, è quasi impossibile farsi una famiglia. Per carità, non sto giustificando diciamo, la microcriminalità, ci mancherebbe, però c'è un tema di prospettiva, che cosa gli diciamo noi, cosa gli diciamo a questi ragazzi, lo Stato cosa gli dice a questi ragazzi. Quindi insomma il tema è complesso, però chiama la prospettiva. Chiama la prospettiva. Se i ragazzi, alle nuove generazioni, noi gli diamo prospettiva, e poi va bene tutto. Ecco, quindi noi dobbiamo essere in grado di indicare, diciamo, una possibilità
nessuna coercizione, nessuna cosa, però insomma dire qual è il paese che vogliamo, qual è il mondo che vogliamo. Avete mai fatto questa domanda dei ragazzi, qual è il paese che vogliono? Sì, l'abbiamo fatta tante volte. E cosa rispondono? Ci rispondono intanto che vogliono sognare un paese diverso, vogliono avere anche il diritto di poterlo sognare un paese. Quindi non si trovano bene nella realtà che vivono? I dati confermano quanto detto, che questo non è un paese di grande mobilità sociale, ma spesso sappiamo bene che i figli stanno peggio dei padri in questo paese, lo dicono. I ragazzi spesso ci interrogano anche rispetto a quello che invece noi facciamo per loro, ce lo chiedono. E ci chiedono anche di agire insieme, di essere anche, di aprire anche una lotta rispetto a un paese migliore. Ce lo chiedono anche quando si esprimono quelli che per esempio sono i loro momenti di disagio. Se ci chiedono i ragazzi di aprire una legge sul disagio psicologico, e l'hanno fatto con lo SPI, abbiamo fatto una ricerca nel periodo del Covid, dalla quale è nata una legge sul disagio psicologico, poi si è arenata nelle commissioni, stiamo cercando di riportarla in auge, e perché loro sentono una grande esigenza di avere delle risposte anche rispetto a questo. E quindi a voi una grossa responsabilità. È una responsabilità di un'intera generazione, la responsabilità di chi ha lottato e ottenuto tante cose in questi anni, deve continuare a farlo anche non solo per le nuove generazioni ma per tutti. Assolutamente sì. Io vi ringrazio, è stata una chiacchierata molto interessante, spero che anche ai nostri telespettatori vi abbia dato degli spunti di riflessione. Qui vediamo le sedi dello SPI CGIL che io invito a contattare, quindi chiamate direttamente le sedi per risolvere le varie questioni che riguardano la pensione o le informazioni relative, perché potete veramente scoprire cose molto interessanti. Non dico altro perché devo salutare il nostro Massimo Cestaro, segretario dello SPI CGIL del Veneto, e ringraziarlo di essere stato qui con noi, Claudia Carlino, grazie, segretaria SPI CGIL nazionale, buon lavoro naturalmente. Grazie. E a voi cari telespettatori vi invito a rivedere le puntate naturalmente sul web e su YouTube. A presto!